Il progetto CREAB, finanziato dal programma Interreg Europe, punta a sviluppare e affinare politiche e strumenti in grado di creare un contesto regionale ed europeo favorevole alla crescita delle imprese culturali e creative, attraverso la raccolta, il confronto e lo scambio di informazioni ed esperienze con i Paesi partner, per migliorare le strategie regionali rivolte al settore. Il progetto, nato a settembre 2016, ha una durata di 52 mesi, un budget complessivo di quasi 1,5 milioni di euro e vede coinvolti diversi paesi, quali Italia, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria. Nel primo anno di implementazione ha visto la realizzazione di importanti output per lo sviluppo delle politiche a sostegno delle imprese culturali e creative regionali. Innanzitutto, per la prima volta, si è creata una sede congiunta di discussione a livello regionale tra tutti gli attori coinvolti nel settore culturale e creativo, che consente di costruire in modo comune alcuni importanti strumenti di politica regionale e alcuni importanti output di progetto. Un altro risultato raggiunto grazie a CREAB è l'analisi dello stato dell'arte del settore culturale e creativo regionale, contenente tra l'altro i dati sulle sue importanti ricadute economiche e occupazionali. Il progetto ha poi permesso di condurre un'analisi sulle barriere e soluzioni per lo sviluppo del contesto del Friuli Venezia Giulia nel settore delle industrie culturali e creative. Sulla base dei precedenti documenti e grazie al confronto con il gruppo di lavoro è stata predisposta la roadmap per le politiche regionali future rivolte alle ICC. Il documento fornisce dettagli utili per migliorare gli strumenti di policy regionale di questo settore. Infatti contiene le azioni propedeutiche per il conseguimento degli obiettivi proposti, le responsabilità degli attori coinvolti, le risorse, le tempistiche ed il monitoraggio sulle attività da raggiungere. Per apprendere le buone pratiche degli altri paesi partner del progetto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha partecipato a 4 study visit a Matera, Lubiana, Riga e Pamplona, nel corso delle quali ottimi spunti sono stati forniti per migliorare la programmazione regionale a favore delle ICC. Un importante contributo del progetto è stato poi quello offerto dalla home field visit di 2 esperti dalla Slovenia e dal Portogallo, che ha permesso di ragionare sui bandi del Porpesr 2014-2020 per la creazione di start-up culturali e creative ed il sostegno degli operatori culturali esistenti e su nuovi metodi e criteri per la loro predisposizione. Sulla base della roadmap e delle esperienze e buone pratiche apprese nelle altre regioni, nonché dei suggerimenti degli esperti, la Regione ha predisposto l'Action Plan per le future politiche regionali in favore del settore culturale e creativo. La bozza dell'Action Plan è stata discussa ed implementata nel corso del 4º incontro degli stakeholder e prevede l'approfondimento di 7 azioni sulle quali la Regione ha deciso di concentrarsi, con il contributo degli attori coinvolti, al fine di migliorare le policy regionali. Mi chiamo Elena Tammaro, sono la cofondatrice di CREA, una realtà imprenditoriale, un'impresa creativa che si occupa di progettazione culturale e che utilizza l'arte come forma di innovazione all'interno dei processi. Abbiamo realizzato un format che stiamo sviluppando e che anche grazie a CREAB stiamo in qualche modo evolvendo in varie forme. Cosa mi aspetto da questo progetto? Grazie a questa formula molto partecipativa credo che stia mappando il territorio e le esigenze delle imprese culturali. Dal nostro punto di vista è sicuramente importante e rilevante sottolineare che va mantenuto un occhio, un'attenzione particolare a quelli che sono gli aspetti di ricerca e sviluppo dell'impresa culturale, che va sostenuta in qualche forma, che non equivale alla ricerca e sviluppo di un'impresa tradizionale o di un'impresa che si occupa ad esempio di innovazione scientifica, ma che ha appunto delle peculiarità. Grazie a questo progetto credo che queste peculiarità possano venire a galla e possano venire opportunamente qualificate e supportate. Claudia Barachini, Friuli Innovazione, Area Fare Impresa. La partecipazione ai workshop, alle tavole di lavoro del progetto CREAB è stata un'esperienza ed è un'esperienza molto importante per quanto riguarda la nostra attività. Uno, perché c'è la condivisione di informazioni, di metodologie, di processi, di risultati
tra i vari stakeholder nell'ambito delle imprese culturali creative. 2, perché si attivano nuove idee, nuovi percorsi che possono essere implementati assieme sul territorio. Gianluca Gortani, Confregionato Imprese Udine, sono qui per rappresentare il mondo dell'artigianato, delle imprese, dell'artigianato sia quello tradizionale che quello digitale, che rientrano a pieno titolo nel settore delle industrie creative e culturali. Abbiamo molte aspettative sulla possibilità che questo progetto e anche i futuri progetti della programmazione europea possano valorizzare queste aziende facendo uscire il mondo imprenditoriale legato alla cultura e alla creatività da un ambito sottovalutato per essere pienamente valorizzato, ad esempio in ambito finanziario, quando si tratta di investire in queste aziende per contribuire al loro sviluppo. Questo per noi è fondamentale, così come è fondamentale cercare di collegare tra loro le aziende che si occupano del settore culturale e creativo con altre imprese dello stesso settore e anche con altri soggetti, soprattutto in scala di internazionalizzazione e per promuovere quelle che sono le loro specificità finora accumulate sul territorio.